Un fenomeno che non accenna a diminuire. È stato un altro anno con troppi infortuni sul lavoro per il Veneto, un indice di 32,7 casi mortali ogni milione di occupati, un dato sopra la media nazionale che è di 32. Ecco che cosa registrano gli ultimi dati aggiornati a novembre. Una leggera riduzione, ci sono 2 infortuni mortali in meno rispetto al periodo gennaio-novembre del 2021, avvenuti in occasione di lavoro, mentre sono aumentati quelli in itinere. Complessivamente quindi gli infortuni mortali sono in Veneto leggermente aumentati rispetto all'anno scorso, ci sono 5 infortuni mortali in più. A livello nazionale c'è un calo degli infortuni mortali dovuto al minor peso delle morti da Covid-19 rispetto agli anni precedenti. Da un lato restano fondamentali la formazione e la cultura della sicurezza. Alcuni fattori, tra cui quello umano e organizzativo, sono quelli determinanti il più delle volte. Anche quando gli infortuni sono connessi all'uso di macchinari, perché spesso si scopre che poi questi macchinari non erano in sicurezza. Dall'altro lato, un deterrente sono i controlli. L'anno si è aperto con alcune novità. Il legislatore è andato ad aumentare in alcuni casi quelle che sono le sanzioni, prevedendo addirittura la sospensione delle attività lavorative in caso di violazioni gravi, e questo probabilmente porterà nel tempo a dei benefici, nel senso che vedremo una riduzione degli infortuni. Certo, è fondamentale che poi il numero di controlli rimanga elevato, perché altrimenti non si riescono a cogliere queste situazioni di pericolo.